Respinta la richiesta di affidamento in prova per Walter Onichini, ma per l'ex macellaio di Legnaro, in carcere per aver sparato al ladro entrato in casa sua nell'estate del 2013, potrebbe aprirsi la strada della detenzione domiciliare. Noi speriamo che si arrivi a questo e soprattutto anche alla grazia, perché ripeto e ribadisco, quando si hanno dei bambini piccoli l'impulso di un papà è quello di salvare la propria famiglia e Walter ha fatto questo. Il procuratore generale davanti alla sezione padovana del Tribunale del Riesame ha espresso parere negativo all'affidamento in prova richiesto dall'avvocato Ernesto De Toni che segue Onichini. Una richiesta fatta per consentire al commerciante di carni di poter tornare a casa in un regime di restrizione della libertà personale, ma con la possibilità di poter lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. La moglie infatti non sta bene e non riesce a curarsi, badare ai figli e anche lavorare. Walter Onichini, dopo un lungo processo dal settembre del 2021, è in carcere. Deve scontare 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per aver ferito il ladro albanese entrato insieme a dei complici per rubare. Onichini davanti al giudice ieri si è detto per la prima volta pentito. Non rifarei mai quello che ho fatto, ha spiegato al giudice che entro 10 giorni dovrà decidere se tramutare in arresti domiciliari il restante della pena da scontare. Noi crediamo che l'unico posto che spetti a Walter sia quello di essere al fianco della sua famiglia, tra le braccia e gli affetti dei suoi bambini, della moglie e della mamma, perché a nostro avviso, insomma, lo sapete bene, non avrebbe mai dovuto essere stato mandato in carcere. Walter ha reagito di impulso di fronte a un assalto, perché ricordiamo che erano in 4 e non solo uno. Paradossalmente Walter si trova in carcere e il ladro è libero, ma evidentemente insomma, in questo paese avviene anche questo. Nel novembre del 2021 la famiglia di Onichini, attraverso il legale Ernesto De Toni, aveva inviato al Ministero della Giustizia una lettera per chiedere la grazia per il macellaio, ma ancora non è stata data risposta. Nel frattempo il ladro albanese che Onichini aveva ferito resta latitante, nessuno sa dove sia finito.